Dottoressa Marton, ci troviamo a Ca' Veneto, sede della regione qui a Bruxelles, sede anche di Unioncamere Veneto. Qual è il vostro ruolo qui? Noi qui a Bruxelles abbiamo una mission di antenna presso le istituzioni, quindi Unioncamere del Veneto e Venice Promex, che è l'Agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale, svolgono un'attività di orientamento per i nostri stakeholders verso i finanziamenti messi a disposizione dell'Unione Europea. E a questo proposito abbiamo redatto una guida ai finanziamenti che si può trovare sul nostro sito di Unioncamere del Veneto, che è stata elaborata anche con la collaborazione dei 4 Europe Direct del nostro territorio. E la nostra funzione è appunto quella di essere un'antenna qui a Bruxelles, quindi di avvicinare l'Europa al nostro territorio, ai nostri stakeholders e contestualmente a portare qui a Bruxelles quelle che sono le necessità del nostro territorio. Quanto è importante far conoscere i territori, quanto mette a disposizione, diciamo, l'Europa attraverso i fondi europei e in particolare il GAL Baldolessina è anche sede di Europe Direct Montagna Veneta, quindi parliamo di territori montani. Beh, è molto importante far percepire nel territorio quanto l'Europa sta facendo, sia da un punto di vista di fondi indiretti, quindi di quei fondi che vengono gestiti dalle regioni, anche se sono fondi europei, e quindi è sicuramente importante proprio far percepire quanto l'Europa sia attiva anche a livello locale, e sia dei fondi diretti, quindi quelli che si chiedono direttamente all'Europa, ed ecco qui la funzione di questa guida e la funzione di Unioncamere del Veneto e di Venice Promex qui a Bruxelles.